Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Il duplice femminicidio di Naro, una delle due donne fu seviziata anche con una lametta. Resta intanto in carcere rumeno. L'appello della figlia di una delle vittime: denunciate se avete subito molestie da quell'uomo. Disco verde alla finanziaria regionale siciliana, donne sfigurate e orfani di femminicidi potranno essere assunti per chiamata diretta dalla pubblica amministrazione. Via libera e Maxi Store in centro. Primi lavori per il ponte nell'estate 2024, la D della società Stretto di Messina, Ciucci, conferma il cronoprogramma dell'opera e si comincia a pensare agli espropri. Picco di influenza in Sicilia che colpisce soprattutto i più piccoli. A Palermo arriva anche un nuovo siero contro il Covid. Ancora chiuso l'istituto Vitaliano Brancati di Catania, dato alle fiamme e vandalizzato durante le feste. Si contano i danni e si cercano responsabili e soluzioni. Fenomeno Skinny, il rapper catanese: canto la criminalità ma voglio aiutare il mio quartiere. Il ricavato di un video sarà donato in beneficenza. Calcio, amarezza in casa Catania per la sconfitta a Crotone. Manana Welbeck, il centrocampista tornato in rosso-azzurro, ospite a corner, si mostra fiducioso e chiede tempo per riprendere quota. Sul duplice femminicidio di Naro, Delia Zarniscu, una delle due vittime, è morta tra mille sofferenze e seviziata fra le altre atrocità subite con una lametta. È quanto emerge dal provvedimento che ha convalidato il fermo del romeno 24enne. Domani intanto sono attesi i RIS. Sentiamo Roberta Lunghi. Seviziata con una lametta e ferita alle gambe al solo scopo di provocarne sofferenza. Si aggiunge atrocità all'atrocità nei dettagli del femminicidio di Delia Zarniscu, 58 anni, una delle due donne uccise nel centro storico di Naro, nell'Agrigentino. L'ennesimo sconcertante particolare dopo quelli dei colpi alla testa con l'angolo di un grosso televisore e con una stufetta è emerso dal provvedimento di convalida del fermo di Omar Edgar Nedelkov, il romeno 24enne accusato di duplice omicidio e vilipendio di cadavere, per il quale il GIP Jacopo Mazzullo ha disposto l'arresto in carcere. Al giovane è stata contestata anche l'aggravante della crudeltà. Dai rilievi del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco di Palermo, nell'appartamento di Vicolo Avenia, dove è stato trovato il cadavere carbonizzato dell'altra vittima, Maria Russa, 54 anni, è stata confermata l'assenza di tracce di benzina o altro liquido infiammabile. L'incendio sarebbe stato appiccato alla poltrona, dove nei pressi è stato rinvenuto il corpo della donna. Nel frattempo il municipio e il sindaco Brandara ha ricevuto la figlia di Maria Russa, Marcela, che ha lanciato un accorato appello a tutte le altre ragazze che sarebbero state molestate dal romeno arrestato a denunciare per avere giustizia. Domattina nelle abitazioni di Via Vinci e Vicolo Avenia arriveranno i RIS di Messina per eseguire ulteriori rilievi. L'Ars dà il via libera alla legge finanziaria, ma la più importante delle norme approvate è contenuta nella legge stralcio. Parliamo dell'assunzione diretta per gli orfani delle vittime di femminicidio e per le donne rimaste sfregiate durante le aggressioni. Manlio Viola. Stabilizzazione di precari, incentivi ai medici in prima linea, nuove norme per gli insediamenti dei grandi marchi nei centri storici, aiuti all'agricoltura, misure a sostegno dei comuni sia per gli effetti delle migrazioni che per l'uscita dal dissesto e tanto altro. Ma su tutto l'approvazione della legge di stabilità e il bilancio della regione in tempo per evitare l'esercizio provvisorio. Dopo 21 anni la Sicilia tornerà a poter pagare i propri conti con continuità e senza ritardi, almeno queste le premesse. Sono gli effetti del via libera alla finanziaria regionale siciliana dopo una maratona durata 24 ore all'Ars, con 39 voti favorevoli, 24 contrari, sono stati approvati bilancio e legge di stabilità, mentre il maxi emendamento no, quello sarà votato a parte come legge autonoma. Schifani ringrazia tutti, Falcone parla di momento storico e sull'approvazione nei tempi piovono commenti positivi da tutto il mondo produttivo, ma la partita non è ancora chiusa. In discussione adesso c'è la norma stralcio da 100 milioni di euro ed è all'interno di quella legge che arriva il via libera ad un'altra norma. In Sicilia le donne che hanno subito violenza che ha portato a una deformazione
separazione o uno sfregio permanente e gli orfani di femminicidi potranno essere assunti per chiamata diretta dalla pubblica amministrazione. Si tratta di un ampliamento della legge regionale che prevede questi benefici per le vittime di mafia. A poter assumere saranno la regione, gli enti locali, le aziende sanitarie e gli enti o gli istituti degli stessi vigilati. Una norma sulla quale mette il cappello il deputato Sud Chiama Nord, Ismaele Della Vardera, e alla quale applaudono tutti, ma che adesso dovrà superare il vaglio di legittimità. In passato un analogo ampliamento della platea dei benefici della legge sulle vittime di mafia era stato impugnato e la regione aveva perso nelle sedi giudiziarie. E nel maxi emendamento della finanziaria regionale appena approvata passa anche la norma sulla presenza di maxi store nei centri storici della città, divise le associazioni dei commercianti. Sarà un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il paesaggio commerciale dei centri storici delle città siciliane. Nel maxi emendamento approvato con la finanziaria regionale c'è la possibilità di ampliare da 200 fino a 600 metri quadri la superficie dei negozi nelle zone centrali delle città. La norma fa già discutere e divide le stesse associazioni di commercianti. Negozi più grandi, strutture di parcheggio in zona semicentrale e poi vedremo rifiorire le città. Amsterdam, guardi, io cito sempre Amsterdam. Amsterdam è un esempio, non ha fatto i centri commerciali a 5 km dal centro, li ha fatti nel centro, su 5 piani. La modifica delle superfici di esercizi di vicinato, come viene definita tecnicamente, dovrebbe tener conto del piano commerciale che, ad esempio a Catania, è fermo da 40 anni. Non comprendiamo le ragioni di questa scelta da parte della politica, che guarda molto più alle grandi strutture di vendita e non va a salvaguardare gli esercizi di vicinato che rappresentano il volano vero della nostra economia. Soddisfatto, si dice, è Di Tamaio, l'assessore alle attività produttive della Regione, che aveva promosso l'emendamento ritenendo un importante cambiamento per i commercianti costretti a regole non in linea con i tempi. Parliamo dello stupro di gruppo del Foro Italico a Palermo. Il legale dell'imputato, all'epoca minorenne, ha depositato una serie di documenti, tra cui un video girato la sera degli abusi, nel quale si vedrebbe la ragazza offrire da bere 7 giovani in un locale della Vucciria. Circostanze che, secondo gli avvocati, smentirebbero quanto sostenuto dalla vittima, che ha sempre raccontato di essere stata fatta ubriacare. In altre immagini, depositate anche dagli altri 6 indagati che hanno scelto il rito abbreviato, si inquadrerebbe la vittima mentre mostra alla comitiva filmati di suoi rapporti intimi di gruppo. La tesi delle difese evidentemente è dimostrare che la 19enne fosse consenziente. Messina, importante vertice in vista dell'avvio del cantiere per il ponte sullo Stretto. Il sindaco Basile ha incontrato l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, e si è parlato anche del piano di espropri. Francesco Triolo. Rimane l'obiettivo dell'estate 2024 per l'avvio dei primi lavori sul territorio. Il cronoprogramma verso la posa della prima pietra del ponte sullo Stretto procede spedito. A Messina oggi l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha confermato che a gennaio, massimo inizio febbraio, approderà in Consiglio di amministrazione per l'approvazione l'aggiornamento del progetto ambientale e finanziario con il piano dei costi di gestione e sostenibilità. Un aggiornamento che prevede anche il quadro sismotettonico dell'area dello Stretto, rivisto al 2023. Ma alla base dell'incontro che Ciucci ha avuto con il sindaco di Messina, Federico Basile, c'era il piano, le modalità e le procedure per gli espropri con l'aggiornamento del protocollo firmato nel 2011. Prossimamente avvieremo le attività propedeutiche preventive per gli espropri e stiamo aggiornando il piano degli espropri, faremo tutte le comunicazioni previste dalla legge e anche di più, per affrontare per tempo tutte le problematiche, in vista poi dell'avvio formale della procedura espropriativa, al momento in cui il CIPES approverà il progetto tra qualche mese e con l'approvazione del progetto la dichiarazione di pubblica utilità. L'obiettivo, ha dichiarato Ciucci, è la mediazione e il confronto tra le parti per raggiungere accordi consensuali con gli espropriati. Il sindaco di Messina ha confermato la piena collaborazione per gli adempimenti previsti e la comunicazione alla cittadinanza. Basile ha sottolineato però il ruolo centrale che la città vuole avere nella individuazione delle opere di accompagnamento e di pianificazione infrastrutturale, con l'obiettivo di massimizzare le ricadute positive del ponte sul territorio.
C'era un rapporto di vicinanza fra il dottor Arnaldo La Barbera e alcuni esponenti di Cosa Nostra. La prima volta che ho sentito il nome di La Barbera fu dopo una rapina a Palermo nei primi anni 90, quando aveva sparato ad un rapinatore della zona Acquasanta uccidendolo. Lo ha detto il collaboratore di giustizia Francesco Onorato al processo sul depistaggio delle indagini alla strage di Via D'Amelio che si celebra a Caltanissetta. Un poliziotto, ha continuato Onorato, non poteva permettersi di uccidere una persona, secondo le regole di Cosa Nostra. Biondino mi disse anche però che Rina e Madonia tenevano a questo La Barbera, che lo avevano nelle mani, e allora avevano archiviato questa cosa e non se n'è fatto più nulla. L'influenza dilaga nel paese e colpisce anche tanti bambini. Intanto a Palermo arriva un nuovo vaccino contro il Covid. Roberta Lunghi. 2 milioni gli italiani a letto solo nelle ultime 2 settimane e la colpa è tutta dell'influenza. Antonio Cascio, responsabile del reparto di malattie infettive del Policlinico di Palermo, disegna una mappa della popolazione di virus che al momento fa registrare un record. In realtà si parla di sindromi simili influenzali che hanno raggiunto dei picchi mai raggiunti in passato. Si parla di 18 per 1000 assistiti. Questi picchi di incidenza sono ancora più alti nella fascia di età da 0 a 4 anni, quindi nei bambini più piccoli. I bambini più piccoli sono quelli che nel corso degli ultimi anni non hanno sviluppato un patrimonio immunitario per difendersi dall'infezione. Per loro ha senso praticare il vaccino anti-influenzale? Sì, ha senso, nel senso che i bambini sono quelli che più frequentemente si ammalano. Possono portare poi l'influenza a casa dove ci sono i genitori, i nonni e quindi persone anziane e fragili che teoricamente possono avere ancora complicanze. Ma se l'influenza rappresenta il 40% dei virus che in questo momento colpisce gli italiani, il 10% è invece legato al Covid. La maggior parte delle persone ritengono che il Covid sia diventato una patologia meno importante, meno grave, e in parte hanno ragione. C'è da dire che ci sono tante persone fragili, le persone soprattutto quelle le più anziane, le persone con comorbidità, che purtroppo lo stesso potranno avere delle forme gravi e purtroppo qualcuna continua a morire. Nel centro vaccinale del Policlinico di Palermo da ieri è disponibile un nuovo siero anti-Covid, il Nuvaxovid, aggiornato contro l'ultima variante. La novità non sta nella capacità di copertura contro il virus, che appare la medesima di quelli attualmente disponibili, quanto piuttosto nella tipologia. La novità sta nel fatto che non è un vaccino da mRNA. E siccome c'erano tante persone che avevano tanta paura di questi vaccini ad mRNA, questo nuovo vaccino di fatto risolve queste paure. Torniamo a Catania, dove siamo stati all'Istituto Vitaliano Brancati, che è stato vandalizzato e dato alle fiamme. Per noi c'era Tonino De Mana. È rimasta, come potete vedere, soltanto la staffa. Qui c'era una delle tante lavagne interattive, la cosiddetta LIM, in questo caso della classe quinta C della primaria. Dopo un lungo inventario, ancora non definitivo, sono 6 le LIM sottratte dall'Istituto Vitaliano Brancati di Catania, vandalizzato durante la chiusura per le festività natalizie ed ancora chiuso, con 300 bambini tra infanzia, elementari e medie costretti a prolungare le vacanze. La scuola riaprirà tra giovedì e venerdì, non prima di aver bonificato tutti gli ambienti, dove anche oggi l'aria è irrespirabile a causa dell'incendio appiccato in segreteria. E l'interrogativo principale è uno: perché sono stati dati alle fiamme i faldoni della scuola? Quale messaggio si voleva lanciare? A rispondere al quesito è il presidente della sesta municipalità, Francesco Valenti, che ha convocato un consiglio straordinario per fronteggiare l'emergenza. Cosa c'è dietro questi raid vandalici? Direi la volontà di fare danno e danneggiare assolutamente dei plessi scolastici che sono un'eccellenza sul nostro territorio. Cosa fare? Sicuramente chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, anche per il tramite dell'operazione Strade Sicure. Questa è una proposta che è stata lanciata già in passato dal nostro Consiglio e secondo me può essere una soluzione ideale per pattugliare dei plessi purtroppo spesso isolati e difficili da controllare. Questa potrebbe essere una buona soluzione. Ingenti danni alla Vitaliano Brancati. Siamo entrati nell'ufficio di presidenza, dove ancora tutto è a soqquadro. A terra la cassaforte che i vandali non sono riusciti a violare. Chissà se l'obiettivo fosse proprio il denaro all'interno e, non riuscendo nell'intento per ritorsione, sia scattata la folle idea di incendiare la scuola.
Un 22enne originario di Biancavilla, Placido Santi, è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Santa Maria di Licodia nel Catanese. Il giovane si è schiantato per terra dopo aver perduto il controllo del suo scooter. Le classifiche continuano a inchiodare Palermo agli ultimi posti. La qualità della vita è insoddisfacente, dicono i residenti, e conferma anche chi è andato a vivere all'estero. Marco Gullà. I palermitani non sono assolutamente soddisfatti della loro qualità di vita in città. Ne abbiamo ampiamente parlato. La città dove si vive meglio è Zurigo, dove il 97% dei residenti è soddisfatto dei servizi che offre la città svizzera. Sarà per la qualità dell'aria, per colpa della spazzatura, per i trasporti poco efficienti. Fatto sta che Palermo continua ad essere inchiodata sempre negli ultimi posti delle classifiche di vivibilità. E così abbiamo chiesto ad alcuni residenti se davvero queste classifiche rispecchiano la realtà quotidiana. Abbastanza invivibile, io lo dico intanto da professionista e lavorando col turismo, ne senti di ogni tipo e di ogni colore, lo dico da madre, avendo figli insomma in età da vivere la città, ovviamente si tende sempre a scappare. Palermo non ha mezzi pubblici, Palermo non ha organizzazione, siamo avvolti dall'immondizia. I principali problemi restano sempre gli stessi: il lavoro che non c'è, il degrado che aumenta in alcune zone che vengono lasciate isolate e distanti dalla vita della città, il bisogno di cambiare vita che però non viene accontentato, non viene esaudito da chi lo chiede con insistenza, soprattutto da queste periferie. E poi ci sono i palermitani che hanno deciso di andare via e magari vivere proprio a Zurigo, come questo giovane chef di Altavilla Milicia. Zurigo, la prima città, avendo vissuto comunque in entrambe, avendo lavorato in entrambe, in cui attualmente lavoro e vivo sempre a Zurigo, posso dire che la qualità della vita a Palermo è molto precaria, come anche la qualità della vita lavorativa. Purtroppo i servizi non soddisfano la richiesta, non arrivano a soddisfare la richiesta e anche la puntualità. Ma andando oltre questo, il lavoro non gratifica più di tanto, si lavora appunto spesso a nero. Perché siamo ridotti a questo? Palermo era una città meravigliosa, siamo ultimi in Europa, io lo reputo una cosa gravissima, bisognerà fare di tutto, bisognerà correre per rinascere e risalire queste classifiche. E i segnali di una quotidianità non proprio soddisfacente arrivano anche dagli episodi di vandalismo. Ieri sera, poco prima della mezzanotte, all'altezza del Ponte Miraio, un mezzo della linea notturna 7 è stato danneggiato dal lancio di sassi da parte di alcuni vandali. E c'è un altro episodio di inciviltà a Palermo. Ha detto ad uno automobilista che non poteva entrare con la sua vettura nell'isola pedonale in piazza San Domenico, ma quello al volante, per tutta risposta, lo ha investito in pieno prima di darsi alla fuga. La vittima ha riportato contusioni guaribili in una decina di giorni, è rimasta ferita anche la compagna. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. A Palermo la RAP e ditte esterne sono al lavoro per ripulire la città dalla spazzatura. La partecipata si è affidata infatti a ditte private per fronteggiare l'emergenza. Marco Gullà. Alla fine la RAP, l'azienda che si occupa della raccolta rifiuti a Palermo, si è arresa e così per fronteggiare l'atavica emergenza spazzatura si è affidata a ditte esterne. 5 ditte private sono già in azione in città per fronteggiare l'emergenza rifiuti e altre ne saranno individuate per coprire i turni di raccolta. È l'unica strada che al momento può percorrere la RAP per non lasciare l'immondizia in strada, visto che le sigle sindacali nei giorni scorsi hanno revocato l'accordo che garantiva i doppi turni di lavoro e quindi teneva in piedi il servizio. Una decisione inevitabile, comunica l'azienda, l'unica per sgonfiare l'emergenza che ancora in diversi quartieri periferici di Palermo è ben presente. Ad incidere sulla scelta della RAP di collaborare con ditte esterne anche il malumore del sindaco Lagalla, che nei giorni scorsi aveva proprio dato un out-out alla partecipata. La RAP inoltre ha predisposto trasferimenti temporanei interni di personale, circa una trentina, da altri servizi non essenziali per supportare in questa delicata fase sia la raccolta indifferenziata sia il porta a porta. Nelle prossime ore in programma interventi nei quartieri del villaggio Santa Rosalia, Sperone, Viale Michelangelo, via Brunelleschi, Viale dell'Olimpo, via Lanza di Scalea, via Rombolo, il quartiere di Ballarò, Zisa e poi Cappuccini.
Si è conclusa l'operazione di recupero dai fondali delle 2 ancore della nave da crociera MSC Sinfonia che lo scorso 6 gennaio a causa del maltempo aveva rotto gli ormeggi al Porto Grande di Siracusa. A causa di fortissime raffiche di vento la nave aveva scarrocciato verso le infrastrutture portuali finendo per urtare contro la banchina e i pontili galleggianti. E ora parliamo di un fenomeno della musica rap catanese che in pochi anni si è affermato anche a livello nazionale. Lui è Skinny, ha solo 20 anni e con il ricavato dei suoi download vuole adesso aiutare il suo quartiere San Cristoforo. Sentiamo Eva Spampinato. Sono Skinny, sono un rapper catanese, ho 20 anni, faccio musica da 4 anni e sto cercando di portare un po' di cultura hip hop, trap soprattutto, qua a Catania. Lui è Noah Magro, ma tutti lo conoscono come Skinny, il nome d'arte d'obbligo nel mondo della musica rap e trap, dove è diventato un fenomeno conosciuto a livello nazionale, collezionando numeri da capogiro. Oltre 300 milioni di streaming tra YouTube e Spotify, un disco d'oro, Blue Bandana e un altro in arrivo, concerti in tutta Italia, proposte dalle multinazionali della musica, ma voglia di farcela da solo, senza etichette, rimanendo indipendente, qui nel suo quartiere, San Cristoforo. Per l'esigenza di voler costruire qualcosa attorno a me, qualcosa per la mia città, infatti adesso sto lavorando all'apertura di alcuni studi di registrazione, degli uffici, diciamo un punto logistico per tutta la mia attività e anche per chi verrà dopo di me, cioè spero di fare qualcosa proprio per le persone che amano fare questo e lo vogliono fare per lavoro. Spesso la musica trap viene associata a dei messaggi legati alla criminalità. Tu che tipo di messaggi lanci con i tuoi testi nelle tue canzoni? Il seme che cerco di dare ai ragazzi che mi seguono è questo, il riscatto sociale, seguire sempre i propri sogni. Sicuramente spesso parlo anche di criminalità e realtà di disagio in modo molto esplicito, però d'altronde sto soltanto raccontando una realtà che effettivamente mi circonda e circonda noi a Catania e anche in altre parti d'Italia. A Natale Skinny ha realizzato un progetto di beneficenza per i bambini di San Cristoforo, dove spazzatura, buche e abbandono la fanno da padrone. Piccoli eroi ci siamo dati da fare, se non lo facciamo noi chi ci dovrebbe pensare? Nessun aiuto, solo Skinny, la sua ragazza e la sua crew. Ludovica è entrata nelle case di 23 famiglie, ha raccolto dati, taglie per i vestiti, sogni e desideri dei bambini. Skinny li ha trasformati in regali. Tutto raccontato in un video, Non sorrido, il cui ricavato servirà per riqualificare uno spazio del quartiere. Farlo è stata una grande esperienza, cioè la loro accoglienza, la loro gratitudine, il loro amore è stato veramente, mi ha riempito tanto. Da piccolo piangevo perché non mi stava bene, ma dicevo a mia sorella non è nulla da temere, siamo diventati grandi ma eravamo ancora bebe. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo per parlare di calcio. Eccoci alla pagina sportiva. Ieri sera a Corner ospita Nana Welbeck, il centrocampista tornato in rosso-azzurro in questa sessione di mercato. Con lui è stata analizzata la sconfitta di Crotone, ma soprattutto il momento del Catania. Francesco Triolo. La sconfitta di Crotone ha lasciato tanta amarezza ed anche rimpianti, ma il nuovo Catania è tutto da assemblare e i nuovi arrivi, pur se presi per lasciare il segno da subito, sono stati catapultati immediatamente in campo. Però le sensazioni di chi è entrato da pochi giorni nello spogliatoio rosso-azzurro sono comunque buone, come ha voluto testimoniare ieri sera a Corner Nana Welbeck. Le situazioni e sensazioni all'inizio erano positivissime e sono ancora positivissime perché ho visto il gruppo che abbiamo, ho visto i giocatori, conosco il mister e ovviamente ho conosciuto anche la società, la proprietà e loro mi hanno trasmesso una carica, un carisma proprio che hanno trasmesso pure a tutti i giocatori. Quindi le sensazioni sono buonissime, ovviamente dalla partita di ieri c'è tanta amarezza e su questo dobbiamo lavorare. Il ritorno del centrocampista consentirà a Lucarelli di avere a disposizione un giocatore duttile che può adattarsi a diversi tipi di gioco, così da variare anche a gare in corso. Lui è pronto a mettersi in gioco. Allora, diciamo che negli ultimi anni soprattutto ho sempre giocato sia un sistema a 2 che a 3, quindi per me non cambia tantissimo. E anche l'anno scorso abbiamo fatto un gioco a 2,5, però poi si trasformava anche a 3.
quindi sono anche abituato a questo. E sì, ovviamente il mister chiede d'utilità tattica, cosa che sono d'accordissimo, perché anche per dare imprevedibilità all'avversario ci vuole un po' di movimento. Dopo gli arrivi, adesso in casa Catania si pensa alle cessioni da Marsura a De Luca, Dubica, Selladinetti, Rizzo, Mazzotta. Sono diversi i giocatori in uscita. E intanto il Catania ha ufficializzato anche l'acquisto a titolo definitivo dal Taranto di Pietro Cianci. L'attaccante, che si è legato al club rossazzurro fino al 30 giugno 2026, indosserà la maglia numero 90. Si tratta del quinto acquisto di questa campagna del mercato di riparazione ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.